Ma c'è da dire che i controlli sono già stati decisamente rinforzati da sempre, perché i numeri sono impressionanti, i numeri di servizi svolti da parte delle forze dell'ordine coadiuvati dalla nostra polizia locale. Sono numeri impressionanti che però devono essere letti nella chiave corretta, cioè sono servizi di prevenzione, tant'è che noi siamo presenti nei quartieri, in centro storico, siamo una delle città col maggior numero di videocamere di sorveglianza che ci consente, come nei casi successi di recente, anche di risalire poi ai responsabili degli episodi che succedono, però continuiamo ad alzare l'asticella, quindi chiediamo ancora più attenzione, chiediamo ancora più presenza di forze dell'ordine e chiediamo anche ai cittadini collaborazione, nel senso che quando vedono delle situazioni che possono potenzialmente essere pericolose, di avvisare subito le forze dell'ordine e di non rivolgersi ai social network, ai gruppi WhatsApp, ma di chiamare le forze dell'ordine, perché se interveniamo tempestivamente riusciamo meglio se prevenire, nella peggiore delle ipotesi, a intervenire subito dopo l'episodio.